Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il Consiglio direttivo della Commissione nazionale per l'UNESCO ha scelto di indicare come candidature italiane alla lista del patrimonio mondiale anche la Sila, la montagna calabrese, sottolinea la Commissione, sede di straordinari processi ecologici. Brutta storia di violenza a Tropea, dove il dirigente dell'ufficio tecnico è stato preso a bastonate da due uomini che hanno agito con il volto coperto, disposta la scorta per il dirigente aggredito. Estorsione con metodo mafioso ai danni dei due figli del collaboratore di giustizia Rocco Nicolà Femia. Il fatto si è consumato in provincia di Ravenna, dove risiedono i familiari del pentito. Che fine hanno fatto i fondi stanziati per i danni provocati dal maltempo del 2009? La Regione ha più volte promesso, ma non sono mai arrivati. La denuncia del Comitato Difesa Consumatori. Nasce in Calabria l'alleanza delle cooperative, firmato stamattina a Lamezia il protocollo d'intesa Lavorare insieme, l'obiettivo per lo sviluppo della regione. Decisivo passo in avanti verso la nascita della città unica, la regione accelera, ma il sindaco di Corigliano avverte, il prefetto vigili perché c'è troppa fretta, sospetta. Ultima infuocata settimana di calciomercato, molto attive le squadre calabresi, il Crotone insegue Edera del Torino, in Serie C il Cosenza abbraccia Zommers del Pordenone, la Regina cede Bianchimano ma se lo terrà fino alla fine del torneo, il Catanzaro cede Imperiale all'Empoli, il Rende si riprende Ferreira. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque apriamo questa edizione del nostro giornale con questa notizia che riguarda la Sila. Infatti l'Italia candida anche la Sila all'UNESCO. Il Consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana per l'UNESCO ha infatti scelto di indicare come candidatura italiana alla lista del patrimonio mondiale anche la montagna calabrese. L'Italia propone anche la Sila per il patrimonio UNESCO. Il Consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana, infatti presieduto da Franco Bernabé, ha deciso di indicare come candidature italiane alla lista del patrimonio mondiale per il 2019 gli ecosistemi forestali della Sila e le Alpi del Mediterraneo. Da tempo l'Ente Parco Nazionale della Sila ha avviato l'iter per ottenere l'importante riconoscimento. Le unicità del territorio infatti costituiscono un valore che in gran parte supera la dimensione locale e nazionale per assumere una rilevanza internazionale. Divenire patrimonio dell'umanità rappresenterebbe indubbiamente un'occasione importantissima di sviluppo socio-economico del territorio, in particolare sul piano turistico. Il territorio degli ecosistemi forestali della Sila, sottolinea anche la Commissione nazionale italiana UNESCO, è sede di straordinari processi ecologici che interessano gli ecosistemi delle foreste. La Sila, viene sottolineato, risponde al nono dei criteri previsti dall'UNESCO per l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale, che riguarda la rappresentatività di significativi ininterrotti processi ecologici e biologici nell'evoluzione di ecosistemi terrestri e acquatici e di comunità di piante e animali, e al criterio 10 che riguarda la presenza di importanti habitat naturali per la conservazione della diversità biologica. Siamo adesso alla cronaca, davvero una brutta storia di violenza, quella che si è registrata a Tropea, dove il dirigente dell'ufficio tecnico è stato preso a bastonate da due uomini che hanno agito con il volto coperto. È stata assegnata la scorta al dirigente del comune di Tropea aggredito e bastonato da due uomini incappucciati davanti al municipio. È stato deciso dal Comitato Provinciale per la Sicurezza Pubblica al termine di una riunione convocata in via d'urgenza in prefettura a Vibo Valentia. Il dirigente dell'ufficio tecnico ieri sera aveva appena lasciato il suo ufficio quando due persone col volto coperto e armate di bastone lo hanno avvicinato e colpito. L'uomo è stato nominato responsabile dell'area tecnica dalla terna commissariale arrivata a Tropea dopo lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose, un'aggressione che ha destato allarme e preoccupazione. Nel corso del vertice in prefettura è stata decisa l'istituzione di un servizio di scorta nei confronti dell'architetto vittima dell'aggressione e il rafforzamento delle attività di indagine subito avviata dalle forze di polizia. Sulla vicenda il prefetto di Vibo è stato contattato personalmente dal ministro dell'Interno, che ha sollecitato tutte le misure necessarie ad assicurare alla giustizia
giustizia agli autori del gesto criminale e per garantire il massimo supporto al lavoro della commissione straordinaria nella gestione del comune di Tropea, i cui organi elettivi, come dicevamo, sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose. Estorsione con metodo mafioso ai danni dei 2 figli del collaboratore di giustizia Rocco Nicola Femia. Il fatto si è consumato in provincia di Ravenna, dove risiedono i familiari del pentito. Nel gennaio 2011 le prime richieste estorsive. Nicola Femia, all'epoca gestore di una sala scommesse a Roma e oggi collaboratore di giustizia, si era sentito chiedere ingenti somme di denaro da 3 persone di origine calabrese. Richieste estorsive interrotte per un lasso di tempo in cui estorto ed estorsori avevano affrontato vicende giudiziarie, poi riprese nel 2015, quando con Femia in carcere, arrestato nell'ambito dell'inchiesta Black Monkey, i 3 si erano rivolti ai figli dell'imprenditore, residenti a Consedice, in Emilia-Romagna. I familiari di Femia avrebbero subito un'estorsione da 250.000 euro, ricevendo qualche mese dopo una richiesta di altri 50.000 euro. Gli specialisti del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 51enne residente a Massa Lombarda, un 35enne residente a Siderno e un cittadino residente a Siderno ma domiciliato ad Anzio. L'operazione, denominata Scramble, trae origine proprio dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Nicola Femia, ritenuto capo e promotore di un'associazione di stampo mafioso operante nel settore del gioco illegale, che aveva riferito di comportamenti estorsivi posti in essere da alcune persone di origine calabrese e riconducibili all'Andrina dei Bellocco di Rosarno. L'attività investigativa, svolta anche avvalendosi dei filmati e delle telecamere di sorveglianza installate nel municipio di Consedice, ha permesso di ricostruire la vicenda estorsiva. Oltre all'esecuzione del provvedimento cautelare, sono state eseguite perquisizioni a Consedice e Massa Lombarda, a Siderno, Rosarno, Palmi ed Anzio. Adesso la denuncia del Comitato Difesa Consumatori, che dice promesse non mantenute dalla Regione rispetto ai danni causati dal maltempo nel 2009. Queste che vi mostriamo sono le immagini del maltempo del 2009 che ha flagellato la costa tirrenica cosentina. Siamo a Cetraro, questo costone è venuto giù travolgendo alcune abitazioni. Le forti piogge e i temporali hanno reso molle il terreno che in alcuni punti ha ceduto, creando disagi e allagamenti in tutta la zona. A distanza di 9 anni da quel 27 gennaio il Comitato Difesa Consumatori scrive alla Regione e chiede che fine hanno fatto i finanziamenti per i danni subiti. Per non dimenticare, scrive il Comitato, che in quel periodo sulla Calabria si scatenò la fine del mondo a causa delle avverse condizioni atmosferiche che segnarono in modo indelebile la nostra Regione. Un anno nefasto in cui, ricorda il Comitato, morirono sull'autostrada nei pressi dello svincolo di Rogliano a causa di una frana assassina un gruppo di sportivi che rientravano da un torneo disputato fuori dalla nostra regione. Sempre a causa delle particolari condizioni climatiche ci furono una serie di smottamenti. Ricordiamo la frana sulla SS nei pressi di Belvedere Marittimo e nel territorio del comune di Cetraro, facendo temere un vero e proprio isolamento della nostra regione con il resto d'Italia. Nonostante gli interventi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, i sindaci dei comuni interessati dal maltempo furono costretti ad allontanare con ordinanze municipali alcuni nuclei familiari, sistemandoli in alloggi di fortuna. Che fine hanno fatto le risorse promesse ancora non stanziate? Interrogativi a cui il Comitato spera di avere risposte celeri. Nasce in Calabria l'alleanza delle cooperative, firmato questa mattina a Lamezia il protocollo d'intesa. La svolta per un settore consistente dell'economia calabrese nelle firme del protocollo d'intesa stamattina alla Lamezia Terme, con cui si è decisa ufficialmente la nascita dell'alleanza delle cooperative italiane in Calabria, presentato il coordinamento formato dalle centrali cooperative di AGC Calabria, Conf Cooperative Calabria e Lega Coop Calabria. Lavorare insieme è l'obiettivo per ritagliarsi ruolo e funzione nello sviluppo della regione. La cooperazione è forte in molti settori, dall'agricoltura al sociale, dai servizi alla produzione lavoro con le grandi cooperative nazionali che intervengono in tantissime situazioni, e quindi questa modalità di rappresentare gli interessi e i valori della cooperazione in maniera unitaria sicuramente darà forza alla cooperazione locale, metterà nelle condizioni le cooperative locali di avere
ulteriori possibilità di sviluppo e di crescita. Finalmente abbiamo raggiunto un risultato che dovevamo costruire, che abbiamo costruito nel tempo, e da oggi cominceremo in maniera ufficiale a portare avanti i temi della cooperazione in modo unitario. Oggi abbiamo trovato la modalità anche per rappresentarci unitariamente all'esterno. È un modello vincente, lo è in tutto il mondo, quindi non vedo perché non possa essere per la Calabria e per i giovani calabresi. Questo nostro contributo aumenta di valore se vediamo anche le dimensioni delle cooperative, delle persone che lavorano, i soci delle cooperative che mettiamo insieme. Parliamo di 100.000 soci circa, di 750 cooperative per un fatturato di circa 560 milioni. Torniamo ad occuparci della fusione Corigliano-Rossano dopo il via libera delle leggi approvate all'unanimità dalla prima commissione affari istituzionali, l'appello del sindaco Geraci al governatore e al prefetto di Cosenza. Dal 1 marzo Corigliano e Rossano saranno un solo comune. La prima commissione affari istituzionali ha approvato all'unanimità la legge 182, iniziativa del consigliere Giuseppe Graziano. Primo passo l'unificazione degli uffici e dei servizi. Il comitato 100 associazioni per la fusione auspica che i futuri consiglio comunale e sindaco della nuova città affrontino la fase costituente allargandola al concorso di tutti i cittadini affinché tale percorso di transizione istituzionale resti al riparo da speculazioni e sotterfugi di qualsiasi natura. Subito dopo il via libera ufficiale della normativa, la nota del sindaco di Corigliano Giuseppe Geraci che mette in guardia su quanto sta accadendo. Quotidianamente, scrive, stanno emergendo posizioni irragionevoli giustificate da un'insana bramosia di consenso. L'appello al governatore Mario Oliverio e la preghiera, la definisce così, al prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao. Abbiate cura, scrive ancora, della mia città e dei miei concittadini che dell'immotivata fretta di pervenire alle elezioni amministrative della città unica potrebbero rendersi destinatari di danni irreparabili determinati dall'impossibilità di dotarsi tempestivamente di strumenti giuridici, statuto in primis, economici, il bilancio consolidato, programmatori, il riferimento e agli strumenti urbanistici e negoziali, per intenderci i contratti d'appalto, in essere senza i quali, conclude ormai l'ex amministratore, si correrebbe il rischio di portare il territorio alla rovina. Torniamo alla cronaca con questa notizia che arriva da Filandari nel Vibonese, dove due persone, padre e figlio di 60 e 30 anni, già note alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dopo che hanno aggredito con una mazza di ferro i carabinieri che erano andati a fare una perquisizione nella loro abitazione. A far scattare la scintilla, a dire dei fermati, è stato il fatto che i militari durante la perquisizione si permettevano di toccare le loro olive custodite in un'anfora di terracotte. Adesso le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Raid vandalico a Vibo Valentia, danneggiate le nuove tensostrutture realizzate nel sito archeologico a copertura dello scavo di notevole interesse storico-artistico avviato sul sito dell'antico tempio di Persefone. Servendosi probabilmente di un coltello, ignoti hanno danneggiato le tende, compromettendone la funzionalità. La scoperta è stata fatta stamane dagli addetti ai lavori che hanno allertato le forze dell'ordine. Gli investigatori del commissariato di Paola hanno arrestato un 47enne di Cetraro con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti 134 dosi e 4 involucri di cocaina per un totale di 92 grammi e 4 involucri contenenti marijuana. Sono stati inoltre scoperti e sequestrato un bilancino di precisione e denaro contante per un totale di 2.500 euro ritenuto provento dell'attività di spaccio. Nel corso della perquisizione è stato sequestrato un impianto di videosorveglianza attraverso il quale l'uomo monitorava la via pubblica per eludere i controlli. Atti persecutori ai danni di una famiglia. Con questa accusa un 32enne è finito agli arresti domiciliari per ordine della Procura di Vibo Valentia. L'esecuzione dell'ordinanza è stata effettuata dai carabinieri della stazione di Ioccola al termine di un'indagine avviata nell'agosto del 2017 che riguardava una serie di danneggiamenti e atti intimidatori nei confronti di una famiglia di Coccorino.
Richieste di condanna per gli imputati del processo sul caso del sangue infetto all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, la vicenda in cui perse la vita il 4 luglio del 2013 un pensionato di Rende che aveva effettuato una trasfusione con una sacca che poi si scoprì essere contaminata da un batterio letale. 2 anni e 6 mesi, la pena più alta richiesta dal PM nei confronti dei 3 imputati, medici e dirigenti sanitari coinvolti nel processo. A Catanzaro adesso, dove l'esercito incontra il mondo della scuola, il comandante regionale ha illustrato ai ragazzi il percorso da affrontare per entrare nel corpo. L'esercito a scuola per farsi conoscere e per far conoscere agli studenti le opportunità lavorative che offre la carriera militare. Un dialogo dedicato ai ragazzi che frequentano l'ultimo anno di corso, quelli che stanno per scegliere cosa fare da grandi e che hanno bisogno di indicazioni, di suggerimenti o di idee. Nell'Istituto Tecnico Industriale Scalfaro di Catanzaro il comandante regionale colonnello Giovanni Rossitto ha illustrato ai giovani il percorso da affrontare per entrare nel corpo e le prerogative della vita militare. Siamo qui per incontrare gli studenti perché spieghiamo agli studenti quali sono i compiti dell'esercito, cosa fa l'esercito in Italia e all'estero, e offriamo agli studenti anche quelle che sono delle opportunità dal punto di vista lavorativo. Quindi si parlerà anche di quelli che sono i concorsi che l'esercito indice per l'anno 2018 per i volontari, per i graduati, per gli aspiranti ufficiali e per gli aspiranti sottufficiali. Con l'abolizione della leva obbligatoria si è perso quel punto di contatto tra le nuove generazioni e i corpi militari, ma adesso è possibile sperimentare per un periodo di 12 mesi la ferma volontaria e conoscere anche le attività dei corpi speciali per scegliere il proprio futuro con cognizione di causa. Quest'anno in particolare questo concorso offre la possibilità anche di entrare in quelli che sono i corpi speciali. E questo significa che durante l'anno di ferma, l'anno di volontariato, i militari potranno anche usufruire di quelli che sono gli addestramenti che vengono effettuati dai corpi speciali. Faccio un esempio, quello di sommozzatore o quello di paracadutista. A Siderno per la presentazione del libro Poteri e Potere di Attilio Sabato. Esiste una politica che ha lasciato il segno, un'altra che ha vivacchiato e vivacchia, tentando di scimmiottare la prima. Il loro dietro le quinte, alla pari della loro genesi, è diverso. Questa diversità comprensiva di frustrazioni, miserie e di contro di ricchezze e successi la racconta in Potere e Poteri, il backstage della politica, il giornalista Attilio Sabato. Il direttore del TG10 racconta un sistema collegandolo agli uomini e agli episodi, di cui proprio gli uomini sono protagonisti, spalle o comparse. Ieri sera di Potere e Poteri si è parlato a Siderno nella sede della MAG, libreria Naif e società che promuove iniziative editoriali e valorizza il patrimonio storico-architettonico della Calabria. A dialogare proprio con Attilio Sabato, che per mezza giornata ha lasciato la sua postazione da dove giornalmente coordina il racconto della Calabria, il direttore dell'ente locale Gianluca Albanese e l'economista Federica Roccisano. I contenuti del libro hanno appassionato il pubblico presente perché i relatori della serata non hanno usato filtri e lo stesso hanno fatto gli intervenuti. È emerso che grandi e meno grandi sono diventati personaggi che Sabato ha raccontato non solo con la consueta professionalità ma anche con contagioso entusiasmo. Fatti e misfatti dunque di quella cosa strana ma affascinante che è la politica. Il libro, edito da Pellegrini di Cosenza, è un utile strumento di conoscenza non solo per i giornalisti. Molti forse hanno contribuito ai fatti e ai misfatti, ma per la gente, quella che realmente dovrebbe decidere senza delegare. Siamo allo sport, ultima infuocata settimana di calciomercato, molto attive le squadre calabresi. Il Crotone, dopo la vittoria a Verona contro una diretta concorrente, strizza l'occhio al calciomercato nell'ultima settimana che resta prima della chiusura. In entrata il mercato dei pitagorici può considerarsi virtualmente chiuso, a meno che non si profili qualche opportunità con degli under come Andrea Pinamonti dall'Inter ed Edera dal Torino.
Le priorità di Ursino restano ora alcune cessioni come quella di Tonev e Aristoteles. Il Cosenza saluta il portiere Perina, passato in prestito alla San Benedettese, e accoglie Zommers, classe 97, di proprietà del Parma, in prestito fino al 30 giugno e che nella prima parte di stagione era in forza al Pordenone. Sul piede di partenza uno dei due o entrambi gli attaccanti Mendicino e Baclé, richiesti rispettivamente da Monza e San Benedettese. Se dovessero partire entrambi, il DS Trinchera potrebbe portare il rossoblù Polidori dalla Provercelli. In uscita anche Pinna, piace il terzino sinistro Ramos dal Parma. Il Rende invece riabbraccia Ferreira, che torna a casa dopo la prima parte di stagione giocata nella Sicula Leonzio, e potrebbe cedere proprio ai siciliani Porcaro, che ha segnato di testa nella sfida con il Siracusa. Il Catanzaro invece deve risolvere i dissidi con Icardi e Sirri dati in partenza e ha ceduto Imperiale all'Empoli a titolo definitivo, per lui un triennale. Sfumato l'ingaggio di Cianci, ora le mire del DS giallorosso sono su Corrado, punta del Matera. Si è aggregato al gruppo Badè. Chiudiamo con la Regina, che dopo le cessioni illustri di Bianchimano e De Francesco rispettivamente a Perugia e Spezia in B, avrà l'opportunità di tenere in prestito fino a giugno proprio Bianchimano, al quale dovrà affiancare un nuovo compagno di reparto. Di Filippo ad un passo dal Cuneo, Provenzano ex Cosenza potrebbe giungere proprio dalla società piemontese. Terige un altro nome caldo, mentre il Pisa in pressing per acquisire il cartellino dell'esterno sinistro Porcino. E in chiusura le previsioni del tempo. Ben ritrovati dallo staff di meteoincalabria.it. L'allontanamento verso est dell'area instabile che ci ha interessato nei giorni scorsi, unita alla presenza di un profondo vortice sull'Islanda, favorirà la risalita di un promontorio di alta pressione che andrà ad interessare per qualche giorno l'intera nostra penisola e quindi anche la Calabria, favorendo tempo stabile e asciutto, anche se le temperature non saliranno più di tanto. Anzi, soprattutto al mattino, farà freddo nelle zone interne. Diamo uno sguardo alle previsioni in dettaglio sulla nostra regione per le prossime ore. Giovedì sereno o poco nuvoloso, temperature in ulteriore diminuzione delle minime e in lieve rialzo le massime. Avvertiremo quindi sensazione di freddo al mattino, soprattutto nelle zone interne. Diamo adesso il consueto sguardo a mari e venti. Giovedì mari generalmente poco mossi e venti ovunque deboli di direzione variabile. Per ulteriori approfondimenti sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando come di consueto al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria, su cui vi invito ad apporre il vostro mi piace. Anche per la puntata odierna è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. Il nostro giornale si chiude qui, grazie per l'attenzione, buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.